Si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 19 presso il Madison di Realmonte con lo splendido scenario della Scala dei Turchi la prima edizione del Festival delle Bollicine Siciliane, un evento organizzato dall'AIS, Associazione Sommelier di Agrigento, in collaborazione con quella regionale per festeggiare i 50 anni della sua fondazione. Abbiamo così mesi fa ideato e pensato insieme agli amici della nostra associazione questo evento che si sta rivelando uno dei pochi in contemporanea con la nostra sede centrale di Milano per festeggiare i 50 anni della nostra associazione. Avevamo pensato di fare così un simbolico brindisi con ovviamente gli spumanti, con degli ottimi spumanti ovviamente siciliani come quelli che saranno presenti durante la serata ai 50 anni per l'appunto della fondazione della nostra associazione. Abbiamo deciso così di coinvolgere tutta la produzione spumantistica regionale. Devo dire la verità che le aziende sono state entusiaste ad accettare il nostro invito, quindi abbiamo 24 aziende che producono spumanti nelle varie metodologie, quindi dai vini frizzanti al metodo classico e al metodo Charmat. Abbiamo quindi rappresentato tutta la regione, quindi le produzioni di spumanti dell'Etna, del Trapanese, dell'Agrigentino, perché anche da noi si producono degli interessantissimi spumanti di tutto il resto della regione. Il programma è secondo noi ben articolato, abbiamo cercato di mettere tantissime diciamo, appendici diverse per diversificare un po' quello che sarà l'appuntamento. Iniziamo con una pressaria che sarà riservata esclusivamente agli addetti del settore, quindi proprietari di ristoranti, di enoteche, proprietari di albergo e giornalisti dalle 6 alle 7 e mezzo. Poi alle 7 e mezzo chiudiamo la pressaria e saremo così a disposizione per tutti i nostri ospiti, le persone che vorranno assistere all'evento. Inizieremo con uno spazio che abbiamo deciso di chiamare Bollicine al Tramonto, dove sarà un aperitivo con le prime bollicine in degustazione e da alcune associazioni che hanno aderito che daranno dei primi assaggini da abbinare alle bollicine. La serata sarà ricca di degustazioni delle migliori produzioni spumantistiche siciliane con 8 banchi di assaggio con prodotti tipici e stagionali. Durante la serata ci saranno anche momenti di poesia, un concerto jazz e sarà dato spazio al memoriale Alberto Gino Grillo e verrà consegnata una sciabola ice in modo per ricordare il collega sommelier recentemente scomparso. Noi abbiamo voluto focalizzare su appunto l'eleganza che sarà la caratteristica cardine appunto dell'evento. Si tratterà di un evento di gala, infatti avremo diciamo le migliori selezioni spumantistiche siciliane e non a caso, grazie anche alla cortese disponibilità del signor Arena, avremo a disposizione un luogo simbolo del litorale agrigentino quale il Madison Sala Ricevimenti, che si contraddistingue appunto per l'eleganza e l'aspetto appunto curatissimo dei dettagli sia nel food che appunto nel luogo che si affaccia su appunto una perla del Mediterraneo che è appunto la zona della Scala dei Turchi. Questo sarà lo scenario unico e appunto caratteristico della serata che appunto si contraddistingue anche per il logo che abbiamo scelto non a caso che è quello della Scala dei Turchi abbastanza stilizzato col colore oro del perlage delle bollicine e degli spumanti.